Ben ritrovati, seconda parte di Food Economy, 45esimo anno più 2. Il premio Nonino torna in presenza dopo 2 anni in cui le PMI italiane hanno dovuto ripensarsi e anche riprogrammarsi alla luce degli anni della pandemia, ma anche dell'attuale crisi globale. Vi svegliamo tutti i dettagli dei retroscena del premio con il nostro reportage. Un premio nato per la valorizzazione della civiltà contadina, ma che edizione dopo edizione ha saputo anticipare per ben 6 volte i futuri premi Nobel. È la forza dirompente del premio Nonino, creato dalla famiglia di distillatori friulani, che ogni anno va a premiare personalità straordinarie di tutte le discipline, umanistiche, scientifiche e sociali, e che dopo 2 anni di blackout a causa della pandemia è tornato in presenza in una versione primaverile. Siamo tornati quasi a una vita normale, per cui riabbracciarsi, salutarsi, parlare non per telefono, ma in presenza è qualcosa di completamente diverso. 45esimo anno più 2. Il premio Nonino ritorna quindi dopo 2 anni in cui le PMI italiane dell'agrifood e wine hanno dovuto ripensarsi per affrontare i mercati totalmente stravolti da una pandemia e ora da una crisi globale. Tra l'altro per noi è stato un momento estremamente delicato, perché c'è stato il vero passaggio generazionale. Papà e la mamma, benché ci avessero pensato da tantissimi anni, hanno lasciato spazio a noi 3 sorelle questi ultimi 2 anni. Abbiamo continuato a investire moltissimo in quello che è il valore dell'azienda, e poi anche l'arrivo di mia figlia Francesca, che si occupa dei social, è stato molto importante, perché i ragazzi hanno questa grande capacità di saper comunicare in maniera più easy, tant'è che Francesca sarà invitata il prossimo mese al TED Talk a parlare della sua esperienza, è diventata influencer della grappa, e questo ci consente di avvicinare il pubblico più giovane. Ed è così che la digitalizzazione del marchio ha aperto nuove e impensate strade. Sapevo che l'unica alternativa possibile sarebbe stata nel mondo del digitale, e in più volevo trovare il modo di mostrare al settore della ristorazione, che in quel momento stava soffrendo tantissimo, che Nonino in qualche modo c'era. Noi non siamo una multinazionale, nonostante il brand sia molto noto, siamo una piccola media impresa familiare, e mi sono detta: cosa possiamo fare? Masterclass gratuite sulla grappa con kit degustazione a domicilio. Mi sono lanciata su LinkedIn, la campagna è andata benissimo, da una masterclass che dovevo fare sono diventate 25, c'era ancora tanto interesse nel scoprire questo distillato. La questione è che la grappa non è un prodotto vecchio, era un prodotto che aveva una comunicazione vecchia, bastava cambiare quella. È con Francesca, quindi sesta generazione, che la grappa inizia un nuovo racconto, non solo brand ambassador, ma responsabile anche della comunicazione web del mercato USA e russo. È anche grazie a lei che la grappa è riuscita ad aprirsi a nuove forme di consumo. Devo essere sincera che di cocktail con la grappa la nonna e il nonno avevano cominciato già a parlarne negli anni 70 con Veronelli, che aveva creato dei cocktail dedicati a ciascun membro femminile della mia famiglia. Ti permette, in base alla tipologia del vitigno che hai scelto, della grappa che hai scelto, di dare una sfumatura completamente nuova al cocktail. L'America ama tantissimo i nostri prodotti, il consumatore si sta spostando sempre di più verso un consumo responsabile degli alcolici, e questo per noi è il consumatore ideale, perché noi siamo sempre stati per bere poco ma bene. Contrastare la povertà educativa e coinvolgere, attraverso un patto educativo tra famiglie, i bambini solitamente esclusi da esperienze culturali, con l'obiettivo prossimo di farne un servizio pubblico. Il premio Nonino Risid Daur va a una semplice e quanto potente intuizione, con il progetto Affido Culturale. Quello che possiamo fare di concreto è inserire i bambini che arrivano dall'Ucraina tra i nostri bambini affidati, il che in concreto vuol dire che insieme ad una famiglia italiana o ad una famiglia ucraina che è già in Italia da più tempo possono andare in musei, in cinema, in teatri, in parchi a tema, e quindi avvicinarsi alla nostra cultura. Autore di Schelling e altri bestseller, David Almond, uno dei più grandi narratori per l'infanzia, riceve il premio internazionale Nonino 2022, e un pensiero non può non andare ai piccoli profughi in fuga dalla guerra. È la prima volta che questo premio viene conferito a uno scrittore per bambini, ed è un onore ricevere questo riconoscimento, non solo per me, ma per chiunque nel mondo scriva per i più giovani, e anche per loro, per come sono importanti per la nostra cultura e la nostra società. I bambini non hanno nulla a che
che vedere con la guerra degli uomini, degli adulti, uomini cresciuti nel modo sbagliato. Quello che noi possiamo fare è incoraggiare i bambini a essere se stessi, pensare liberamente per rifondare la necessaria bontà e gentilezza nel mondo. E leggere può cambiare il mondo. Così come può cambiare il mondo il lavoro di Nancy Fraser e il suo tentativo di ridefinire la dottrina femminista in un percorso che abbraccia quasi 4 decenni. Quello che succede al momento alla Corte Suprema non è positivo. Il problema è questa maggioranza fortemente conservatrice e sembra che 3 giudici eletti da Donald Trump sarebbero pronti a rovesciare il diritto all'aborto, aggrappandosi a una falla della bozza sul famoso caso del 1973 Roe v. Wade, che stabilì il diritto all'aborto come diritto fondamentale. Questo è un momento di forte preoccupazione e potrebbe essere un pericoloso passo indietro. La politica americana, non sappiamo cosa succede dietro le quinte. Abbiamo ben presente quello che viene fatto ufficialmente, con la fornitura di armi o altri aiuti logistici, ma la cosa più importante è una soluzione diplomatica. Non esiste vittoria militare né per l'Ucraina né per la Russia. Assieme a Nancy Fraser è Mauro Ceruti, filosofo e pioniere del pensiero complesso, a ricevere il premio Nonino Maestri del nostro tempo. L'originalità è quello di avere sempre premiato dei percorsi, come potremmo dire, visionari, che non sono nel mainstream, ma che cercano di aprire delle brecce per vedere in modo nuovo quello che ci sta accadendo. Le 3 grandi crisi globali che stiamo vivendo, quella del clima, quella della pandemia e quella della guerra, ci chiedono di voltare pagina. Un cambiamento di paradigma che forse ci sta mettendo davanti a una revisione del concetto di globalizzazione, che potrebbe addirittura rompere il circolo vizioso di una finanza asservita alla politica. Bisogna evitare il pericolo della chiusura locale, nazionalismi, confini, muri. Nessuno si può salvare da solo in questa e nessuna economia anche si può salvare da solo. Però la terra è il punto di riferimento del cambiamento di paradigma che dovremo fare nel prossimo futuro per salvare noi stessi. Ed è proprio nella terra, quella ruvida ma prolifica di una regione che non concede sconti, come il Friuli Venezia Giulia, che la famiglia Nonino affonda le proprie origini. E una delle ultime battaglie che vede ancora i Nonino in prima linea è quella sulla trasparenza delle etichette. Sull'etichetta noi dobbiamo rispettare il consumatore. Al consumatore dobbiamo dire nome del distillatore, nome dell'imbottigliatore se non è lo stesso, e metodo di distillazione, perché sono alba e tramonto, e se fossimo seri come nel cognac che dicono che oltre il 30 di marzo non possono distillare il vino e noi avemo solo la buccia, che quindi ha una gradazione inferiore, dovremmo mettere anche il termine di distillazione. Ce l'abbiamo fatta ancora? No, ma mino mollo! E la stessa tenace orgoglio i friulani le hanno messe in campo, diventando catalizzatori nei mesi recenti degli aiuti umanitari in arrivo da tutta Italia per i profughi ucraini. Siamo spostati sui confini, abbiamo organizzato dei campi e devo dire che l'Italia sta facendo un ottimo lavoro per supportare la popolazione che sta scappando dalle aree belliche. E a proposito della crisi che morde e mette in difficoltà le PMI italiane, il governatore Fedriga propone di trovare un terreno comune. Non pesare sulle imprese, ma dall'altro lato di rispondere anche all'aumento feroce dell'inflazione. Le istituzioni devono fare la loro parte, ma penso che anche le parti sociali e le parti datoriali debbano fare la loro parte. Partendo dalle cose più belle, abbiamo potuto portare uno dei nostri vini simbolo, il Pinot Grigio Ramato, in cui la famiglia Nonino ha sempre creduto moltissimo. Per quanto riguarda il resto, dopo 2 anni di pandemia, oggi invece ci fa vivere ancor più una complicazione nella fase produttiva. Gli aumenti dei vari costi, sia sulle materie prime che sui costi energetici. Abbiamo nel tempo investito sulle rinnovabili, abbiamo degli impianti fotovoltaici che ci permettono di essere completamente indipendenti a livello energetico e quindi questo oggi dimostra essere un grande plusvalore. La Russia era il nostro mercato, ovviamente adesso i consumi sono praticamente bloccati. Nel tempo abbiamo cercato di frammentare i nostri mercati, oggi lavoriamo in 50 nazioni diverse e questo per fortuna ci ha permesso di riuscire a resistere bene al momento.
Forti di un bilancio solido in costante crescita e di fronte a un mercato profondamente diverso rispetto a soli 2 anni fa, l'azienda di Percoto si appresta ad affrontare la seconda parte del 2022 con fiducia. Noi lo scorso anno siamo cresciuti di oltre il 30%, sia in Italia che all'estero. Noi esportiamo più del 55% del nostro fatturato e questo è un'anomalia nel nostro settore. Questi dati positivi continuiamo a registrarli, ovviamente siamo sempre in stato di estrema attenzione, cioè non ci illudiamo che tutto l'anno sarà così, ma laddove è il cliente finale a scegliere, sceglie Nonino, grazie, 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 e quindi ci compensa di tutti i sacrifici, la fatica, l'impegno, la dedizione che noi da decenni dedichiamo a questa arte meravigliosa che è l'arte della distillazione. Viva!